Duplice delitto di Cison, la svolta, fermato il presunto killer Sergio Papa, 35enne di Refrontolo, già noto alle forze dell'ordine che tuttavia non ha confessato, è l'uomo che stavano cercando da giorni, come Antena 3 aveva anticipato. Movente economico, l'uomo sarebbe entrato nella casa per rubare, un colpo finito nel massacro, a Cisoni il sollievo del sindaco e della comunità, finalmente si può respirare. Nel paese dove vive il 35enne, incredulità tra chi lo conosce, ha avuto tanti problemi ma è un ragazzo dolce, sarebbe una disgrazia per la sua famiglia. Tragedia ieri sera a Colli Umberto, 93enne morto carbonizzato nel suo letto avvolto dalle fiamme, all'origine del rogo un cortocircuito della termocoperta, vani i soccorsi. L'eco della soluzione del sacerdote di Crespano dalle pesanti accuse di molestie resta forte, in tanti mi hanno espresso solidarietà, dice Don Gianni, il vescovo ha sempre creduto in me. La scelta di Alberto, 28enne ingegnere di Spresiano che ha deciso di lasciare un posto fisso e ben remunerato per lavorare in Sierra Leone con i volontari del QAM e creare un pronto soccorso. Viaggio nella Grande Guerra e vi mostriamo le copie originali dei giornali che per 2 anni dopo la fine del conflitto mostravano i volti dei soldati per avvertire le famiglie del ritrovamento dei resti. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque è il giorno della svolta per il duplice delitto di Cison di Valmarino, il massacro di Rolle 9 giorni dopo l'efferato delitto. I carabinieri hanno fermato il presunto assassino, un 35enne, il 35enne che cercavano da giorni, come avevamo noi di Antena 3 per primi anticipato proprio nei giorni scorsi. È stata una giornata convulsa sul fronte delle notizie. Allora, per raccontarci questa giornata di svolta ci colleghiamo in diretta con la nostra Lina Paronetto, che si trova assieme a Lucio Zanato davanti alla carcere di Treviso, dove si trova il presunto assassino, dove ha affrontato oggi anche il primo interrogatorio. Allora a te Lina per raccontarci questa giornata di svolta nelle indagini. Buonasera Nicola, buonasera agli spettatori. Sì, con Lucio Zanato siamo di fronte al carcere di Santabona, dove, come hai detto, da alcune ore è rinchiuso con la terribile ipotesi d'accusa di aver massacrato i coniugi Nicolasi Sergio Papa, 35 anni, di Refrontolo, pregiudicato già noto alle forze dell'ordine. È stato prelevato proprio questa mattina da Refrontolo dai carabinieri, ma come dicevi non avrebbe ammesso le sue responsabilità. Nel pomeriggio l'interrogatorio da parte del pubblico ministero, lunedì ci sarà quello del GIP per la convalida del provvedimento avvenuto su decreto. A incastrarlo principalmente sarebbe stato il DNA trovato sul luogo del duplice delitto. Andiamo allora ad ascoltare, a sentire il primo servizio che ripercorre la cronaca di questo fermo. Sono contenta per quanto si può essere contenti dopo un delitto, ma quantomeno è assicurato alla giustizia il colpevole e anche per giustizia nei confronti dei familiari. La svolta alle prime luci di questa mattina, quando i carabinieri hanno fermato a Refrontolo, su disposizione del sostituto procuratore Davide Romanelli, Sergio Papa, 35 anni, tossicodipendente e pregiudicato. È lui, secondo i carabinieri del nucleo investigativo di Treviso, il responsabile del massacro dei coniugi Loris Nicolasi, 71 anni, e Anna Maria Niola, 68, nella loro casa di Rolle, e dietro il duplice delitto ci sarebbe un furto in casa finito male. Vistosi scoperto, Papa avrebbe brutalmente aggredito i 2 anziani, forse con un coltello che aveva in tasca, ma il movente è al vaglio perché Papa non ha confessato e la sproporzione tra l'intenzione di rubare in casa e il massacro che ne è seguito è lampante, sempre che Papa non fosse completamente fuori controllo. Gli inquirenti si sono orientati fin dalle prime ore sulla pista del balordo, sparito il pomeriggio stesso del delitto da Cison, come anticipato dalla nostra emittente, quello con cui il giorno prima i Nicolasi avevano litigato all'interno della loro proprietà perché lo avevano trovato a bivaccare da loro. Avevano dovuto cacciarlo in malo modo, come Anna Maria aveva riferito a una conoscente. L'indomani, secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbe tornato in via Marzolle. Nel pomeriggio in carcere il 35enne è stato interrogato. Lunedì il provvedimento a suo carico dovrà essere convalidato dal GIP, ma contro di lui ci sarebbe un elemento di peso, il DNA ritrovato sul luogo del duplice delitto. A Cisoni il fermo viene vissuto come la fine di un incubo. Se sta ciappassi sarebbe contenti di ciappà e che fai purgare proprio le pene.
sono contenta anche per i miei cittadini, perché finalmente ritorniamo in quello che è la sicurezza e la tranquillità in cui abbiamo sempre vissuto qui a Cison. Questi dunque i dettagli che per ora si sanno, ulteriori approfondimenti lunedì, perché c'è massimo riservo da parte dei carabinieri, di chi sta investigando, della Procura della Repubblica, finché non ci sarà la convalida del fermo di Sergio Papa. Ma andiamo a sentire chi è questo personaggio. Oggi con il nostro Francesco Ceron siamo stati a Refrontolo in cerca di informazioni su questo individuo che si cercava da giorni e che è stato appunto prelevato da Refrontolo all'alba. Un ragazzo tranquillo, buono, dolce, lo vedevo sempre passare avanti e indietro, magari perché loro abitano proprio qua in centro, lo vedevo passando qua in negozio a prendersi le sigarette. Così a Refrontolo la cameriera del bar di fronte al municipio, a pochi passi da via Matteotti, dove abita la famiglia di Sergio Papa, il papà Fulvio metalmeccanico, la mamma Maria Teresa che per arrotondare fa le pulizie, 2 fratelli e una sorella. Una famiglia come tante che da tempo però subisce la vita sregolata del primogenito. Le prime denunce, i primi processi già una decina d'anni fa per Sergio Papa, porto abusivo d'armi in un caso, schiamazzi, minacce, danneggiamenti, anche lo scippo di una donna a Conegliano e poi la droga. Sì, ha avuto problemi di tossicodipendenza. E allora questo si sapeva quando è stato indagato anni fa perché rubava eccetera, però che arrivasse a fare tanto un omicidio del genere sarebbe assurdo. Speriamo proprio che non si tratti di lui. Refrontolo si ritrova drammaticamente chiamata in causa in questa terribile vicenda. Quello che fino a ieri era uno sbandato, al massimo una testa calda, potrebbe essersi trasformato in un killer senza pietà. Sarebbe proprio bruttissimo per loro come famiglia e anche per tutta la comunità di Refrontolo, perché sono cose brutte che non dovrebbero accadere mai, logico. Speriamo proprio di no. Questo dunque il racconto di chi Sergio Papa lo ha conosciuto, lo vedeva passare, abbiamo sentito ogni giorno. Andiamo allora a ripercorrere col prossimo servizio la cronaca di questa indagine che, come ricordavi tu Nicola da studio, è durata 9 giorni e pare essersi conclusa con l'ipotesi d'accusa mossa nei confronti di Sergio Papa. Naturalmente un delitto drammatico, tragico, che ha sconvolto un'intera comunità e ha sprofondato nel dolore una famiglia. Giovedì 1 marzo, 14:45, Katiuscia Nicolasi rientra dal lavoro, era uscita all'alba per raggiungere il casello dell'autostrada. La casa di via Marzoli è a soqquadro, esce sul retro, trova il corpo martoriato del padre Loris, colpi di arma da taglio all'addome e al collo, e a torso nudo come chi in casa esce di corsa. Il motivo giace a pochi metri. Anna Maria riversa a terra, anche lei senza vita, aggredita per prima da una furia cieca. Le ipotesi dell'omicidio-suicidio, della rapina finita male, vengono presto accantonate e si ripercorrono le ultime ore delle vittime. Alle 10 del mattino era passata per casa la panettiera del paese, aveva suonato, non aveva risposto nessuno, aveva lasciato il sacchetto del pane appeso al cancello. Sono sconvolta perché li conoscevo e sono persone per bene. Nei miei confronti si sono sempre comportate bene. Non sono cose che dovrebbero succedere. Rolle, l'intera Cison di Valmarino vengono percorsi da un brivido e si parla di un'altra Gorgo al Monticano, anche se il sindaco Cristina Pin cerca da subito di fugare quello spettro e auspica una veloce soluzione del caso. Spero che in fretta i carabinieri, compatibilmente col tempo che servirà, le forze dell'ordine porteranno in prigione chi ha fatto questo grave delitto. Katiuscia ha vissuto la tragedia dei primi attimi, il fratello Eddie viene raggiunto dalla notizia in Germania, lì per lì si lascia sfuggire. Ho pensato che il colpevole fosse mio padre, lasciando intendere di un Loris Nicolasi violento, manesco. Il cognato Elio lo difende. È una persona normale, una famiglia normale di pensionati che abitavano là, tranquilli, in un posto dove non era mai successo niente. La sorella di Loris, Liliana, è sotto shock. Si dice non è possibile, non ci si crede. Sia mio fratello che mia cognata, delle persone che si stava bene assieme e che mia cognata era simpatica, poi era piacevole stare con lei. Nella casa di via Marzoli arrivano gli specialisti del RIS, raccolgono elementi giudicati utili, poi le autopsie sui corpi che confermano l'inspiegabile ferocia con cui
cui ci si è accaniti sui due anziani, spunta la pista del tossicodipendente, un 35enne del posto che il giorno prima sarebbe stato scacciato in malo modo dalla proprietà dei Nicolasi. Quante altre volte c'era andato? È forse lui l'individuo che Anna Maria temeva, confidandosi con una conoscente, lui quello di cui diceva un giorno o l'altro mi farà a pezzi? Dal giorno del duplice omicidio non si trova. Fin tanto che non si trova, non si risolve il caso, siamo tutti preoccupati, ma penso sia logico, sintomatico una roba del genere. Nella notte la svolta, i militari fermano a Refrontolo Sergio Papa, 35 anni, tossicodipendente, una vita da sbandato, costellata di piccoli reati, su cui ora pende l'accusa di un duplice brutale delitto. Questa dunque la cronaca di questo duplice omicidio, delle indagini che ne sono seguite e della svolta che abbiamo già annunciato noi ai telegiornali di mezzogiorno e poi questa sera con le conferme, le notizie che sono arrivate in giornata. Per ora dal carcere di Treviso Nicola ti restituisco la linea per poi prenderla per ulteriori aggiornamenti più tardi. Grazie Lina Paronito, grazie Lucio Zanato, ci ricollegheremo allora al termine del telegiornale per gli ultimi aggiornamenti della vicenda. Adesso ancora la cronaca è a Colle Umberto dove si piange il 93enne morto ieri tra le fiamme nella sua abitazione. Il fumo che esce dalle finestre poco dopo le 19:30, la vicina di casa è preoccupata che lancia l'allarme, la corsa dei vigili del fuoco mentre la camera da letto di Urbano Poletto diventava un inferno. Trappola mortale per il 93enne di Colle Umberto, morto ieri sera nella casa colonica di San Martino dove abitava. Ad ucciderlo prima delle fiamme molto probabilmente il denso fumo che non gli ha lasciato scampo, stroncandolo mentre dormiva sul suo letto. Aveva acceso una termocoperta che, stando a una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, sarebbe all'origine del rogo scaturito in pochi minuti. Il fumo ha invaso la stanza e poi tutta la casa disposta su 3 piani. Le fiamme hanno fatto il resto. Invano i 3 figli del 93enne che abitano davanti all'edificio del padre hanno cercato di salvarlo, rimediando una seria intossicazione. Per uno di loro è stato necessario anche il ricovero in ospedale. Un tentativo disperato, purtroppo vano. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme quasi subito, ma per Urbano era già tardi. L'edificio è stato messo sotto sequestro. Ex camionista con la passione per l'orto, il 93enne era molto conosciuto a San Martino, un uomo semplice e buono, una esistenza chiusa nel più drammatico dei modi. Ed ora torniamo a occuparci della soluzione con formula piena di Don Gianni Baccega, il sacerdote che oggi abita a Crespano, accusato, lo ricorderete ingiustamente, di aver messo le mani addosso a una ragazzina di 12 anni, una storia che ha colpito molto i nostri telespettatori. In questi 4 anni, qui in casa, tanto dolore c'è stato. Doloroso, sì, perché veniva a togliermi ciò che di più bello era del mio sacerdozio. Ha commosso la vicenda di Don Gianni Baccega, l'anziano sacerdote assolto con formula piena perché il fatto non sussiste dopo un'accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 12 anni quando era sacerdote in un comune del Vicentino. Un episodio, come vi abbiamo raccontato nei nostri TG, che risale al 2008, ma denunciato ben 6 anni più tardi, lasciando sconvolto il religioso, che per 4 anni, ci ha raccontato tra le lacrime, non ha potuto, per disposizione della Santa Sede, né confessare né dire messa, messo in ginocchio da una falsità. Tutto per una carezza travisata. Don Gianni, originario di Fontaniva, è stato circondato e supportato però dall'affetto di tanti suoi parrocchiani, sconvolti dalla notizia divulgata dai media che hanno letteralmente messo in croce l'anziano prete. Un centinaio di persone, quando hanno visto scritto nei giornali e così, si sono offerte a testimoniare, no? Proprio tra chi ha testimoniato a suo favore anche il patrigno della ragazzina che l'ha accusato. La forza di Don Gianni è sempre stata la sua somma fede. Mi sento vicino all'eternità e mi pareva come che il Signore mi desse questa prova. È immensa la gioia alla notizia dell'assoluzione. E il Vescovo mi ha detto che lui era certo della mia innocenza e che aveva sempre pregato per me. Ecco, adesso potrà tornare a dire messa, potrà tornare a confessare, potrà tornare a fare quello per cui ha dedicato la vita. Esatto, sì. E questa è una grande gioia. Questa è una grande gioia, sì. Da Crespano a Borso del Grappa con le parole di un commerciante, il titolare di un supermercato che ha fatto arrestare un rapinatore.
È entrato tranquillo, armato, con la pistola, ha puntato l'arma a mia moglie, a questa famiglia con 2 bambine piccole. E ha detto sì, apri. Dopo, quando ho aperto, ha detto datemi i soldi, no, prendo i soldi e buttatevi per terra. Una vicenda che dimenticherà con molta difficoltà Vasco Fuga, 56 anni, titolare del supermercato CRAI di Piazza Garibaldi a Sant'Eulalia di Borsora il Grappa, che ha sventato un colpo consegnando nelle mani della giustizia Tiziano Borsato, 57enne di Onè di Fonte, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Erano le 7 di sera e nel negozio c'era anche una famiglia con 2 bimbe piccole. Fuga non ci ha pensato 2 volte, ha bloccato il malvivente rischiando di restare ferito. Lei non ha avuto assolutamente paura in quel momento? No, non ho pensato a niente. Non è neanche una questione di soldi, è una questione di orgoglio, perché ormai sono stanco di queste situazioni, di questi furti che continuano a ripetersi, è ormai una disperazione. È ora di finirla, anche perché pensandoci sono assicurato che potevo benissimo portarmi a casa una bella cifra, sono tanti problemi, però ormai sono disperato. I carabinieri di Crespano sono intervenuti tempestivamente, ora Fuga si augura che la giustizia faccia davvero il suo corso. In attesa del processo per direttissima chiede che Borsato paghi il suo conto. Spero che il giudice lo metta in prigione. Adesso dalla cronaca parliamo della politica e dei riflessi delle elezioni politiche sulle amministrative. Torniamo nel capoluogo della Marca, che fra poco ha l'appuntamento, fra pochi mesi, delle amministrative. Un viaggio tra i gazebi dei candidati alle prossime elezioni amministrative, con un rebus che resta ancora in piedi, quello di Giancarlo Gentilini. Una persona intelligente, riflette e quindi riflette per il bene della città. Il soggetto in questione è Giancarlo Gentilini, vero ago della bilancia delle prossime amministrative per Treviso. E la conferma di Enrico Renosto, giovane vecchio della politica trevigiana, sottolinea come il risultato leghista di domenica scorsa abbia spostato un po' il fronte tra lo sceriffo e il centrodestra. Ci stiamo parlando, ci stiamo dialogando, personalmente auspico una compattezza del centrodestra. Pontieri al lavoro dunque per un punto di contatto che sarebbe il ruolo di Sandro Zampese nell'ipotetica giunta a guida leghista. Per il Delfino di Gentilini la mediazione andrebbe da assessore di peso al ruolo di vice sindaco se il centrodestra arriverà a governare la città. Sul fronte opposto il PD trevigiano conta molto sul dato delle politiche in controtendenza rispetto al resto della Marca, con un 23% che lo mette al secondo posto subito dopo la Lega e prima del Movimento 5 Stelle. Un segnale positivo secondo i Dem, considerando che per il sindaco non ci sarà il traino Salvini, ma soprattutto Giovanni Manildo porta con sé 5 anni di esperienza che il candidato del Carroccio non ha e che da sempre sono apprezzati soprattutto dall'elettorato moderato, che è da sempre quello che decide alla fine in città. Una prospettiva che non convince tutti, in particolare chi vanta una lunga esperienza di Treviso nel PD. Questo è un'opinione, diciamo, di interpretazione dei dati. La vera realtà sarà il momento dell'apertura delle urne dopo appunto l'appuntamento elettorale. Maristella Caldato che non rimpiange l'uscita dal PD. Chi non mi ama non mi merita. E oggi nella chiesa parrocchiale di Postioma c'è stato l'addio a Claudia Conte, la sorella di Mario, il capogruppo della Lega a Treviso, nonché candidato sindaco alle prossime amministrative per la città, una cerimonia ovviamente toccante. È stato il momento più struggente dell'ultimo saluto a Claudia Conte, che in tanti hanno dato oggi nella parrocchiale di Postioma. Tutti hanno voluto condividere il Signore delle Cime, tante volte cantato dal fratello Mario, che invece è rimasto chiuso nel suo dolore composto, accanto alla mamma e al papà. Dall'altra parte del feretro, coperto di fiori e dalla bandiera della Juventus, il marito Andrea e i figli Matteo e Nicoletta, che proprio oggi compie 21 anni. Ti sta sorridendo e starà facendo festa in paradiso per te, ma soprattutto ti sta ricordando nella preghiera al Signore, insieme a Matteo e al vostro papà. Una scomparsa improvvisa quella di Claudia, stroncata da un infarto a 51 anni. Oggi siamo qui per celebrare la messa per Claudia. Lo facciamo da cristiani battezzati con la speranza, ma anche da increduli e dibattuti di fronte ad una morte improvvisa.
Struggenti le parole di Don Graziano Santolin nel ricordare Claudia, persona forte nella sua dolcezza. Mi ricordo che tra le chiacchierate così che facevamo durante la sagra a Porcelengo, alcune volte usciva con questa espressione: dai, bisogna fare, bisogna affrontare, non prendiamo paura. Ad ascoltarlo amici, conoscenti di Claudia, ma anche del fratello Mario, e tra loro anche la rappresentanza del Consiglio Comunale di Treviso e il sindaco Giovanni Manildo, mentre per un giorno la politica è rimasta fuori dalla chiesa, con i tanti che non sono riusciti ad entrare, ma che hanno atteso l'uscita del feretro per l'ultimo saluto. Adesso una breve pausa pubblicitaria e poi tra i vari servizi conosceremo anche la storia di Alberto e una scelta davvero importante per andare in Africa a lavorare. Rieccoci in studio, telegiornale di Treviso, lasciare il certo per l'incerto, ma è una sfida importante, quella di Alberto, un ingegnere trevigiano di Spresiano con un lavoro e un futuro già avviato che domani partirà per l'Africa nel segno dell'aiuto verso gli altri. L'abbiamo incontrato proprio nella sua abitazione a Spresiano mentre preparava le valigie, vediamo. Alberto, sei tu, Alberto? Sono io. Senti, ma è vero che hai già la valigia pronta? È quasi pronta, è quasi tutto pronto. Sei pronto per partire per l'Africa e lasciare tutto qui? Pronti? Il passaporto è pronto, i documenti pure. Alberto domani volerà verso una nuova vita. Ingegnere 28enne di Spresiano, un lavoro già avviato, sicuro e ben remunerato, una macchina a sua disposizione 24 ore su 24, eppure lascia tutto per partire per la Sierra Leone. Eccoci qua. Opla, tutto pronto. Alberto avrà il compito di allestire il primo e unico pronto soccorso con i medici volontari del QAM nella capitale, a Freetown. Esatto, questo progetto è un progetto nuovo del QAM, è un progetto che si chiama progetto NEMS e implica il fatto di creare un servizio di emergenza, un nostro 118, attivo 12 ore al giorno per tutto il paese Sierra Leone. Una sfida imperdibile, dice, maturata dopo 12 anni vissuti come boy scout, gli studi all'università pagati con il lavoro di bagnino e le ultime 3 stagioni estive alla ricerca di un perché. L'estate scorsa ho preso la bicicletta, ho preso 2 borse piccole e ho fatto il giro della Sardegna in bicicletta 10 giorni da solo. E 2 anni prima sono andato in Portogallo, ho fatto tutto il giro del Portogallo in macchina, da solo, dormendo in macchina. E 3 anni fa invece ho fatto tutto il giro della parte sud della Francia, arrivando in Inghilterra, ho preso il traghetto, sono andato a Londra, Edimburgo sono ritornato in Francia. Un perché che è certo troverà nella solidarietà e l'aiuto verso gli altri. Alberto, allora sei pronto? Come si dice in questi casi? Buon viaggio o buona avventura? Noi Boy Scout di solito diciamo buona strada e niente, non ci resta che partire. In bocca al lupo allora ad Alberto, da un viaggio a un altro. Questo è il nostro consueto viaggio nella memoria del sabato, la memoria della Grande Guerra. Gli oggetto di questa settimana sono le copie ingiallite dei gazzettini dell'epoca che sono serviti per riportare a casa tanti nostri soldati. Immagini sbiadite di giornali stampati quasi un secolo fa. Sono quelle dei soldati tornati a casa in una bara o che di loro è rimasta solamente la piastrina di riconoscimento consegnata ai familiari. E questi volti, talvolta disegnati perché di loro non c'era nemmeno una fotografia, per un giorno hanno meritato la prima pagina sulla via del ritorno a casa. Qui abbiamo una testimonianza attraverso il gazzettino, quindi parliamo intorno agli anni 21-22, 1921 e 22, l'esercito comunicava prevalentemente attraverso i cappellani militari alle famiglie qui della nostra zona che riesumavano le salme dei piccoli cimiteri di guerra. Il gazzettino quindi dedicava in quel periodo ogni giorno, nella prima di copertina, questa fotografia con una mini storia del soldato che rientrava in casa. Molte storie delle nostre comunità, cognomi e nomi che a un secolo di distanza continuano ad esserci vicini. Questo non torna, significa che qui hanno ritrovato la piastrina e non hanno trovato il corpo. Ogni giorno, per 2 anni e mezzo, ogni giorno 1, 2, 3 soldati rientravano nei loro paesi. Pietro Pontarolo,
caporale zappatore del 6° Alpini, battaglione Valbrenta, della classe 1887, nato a Vallastagna, Vicenza. Partecipò ad ardue operazioni di guerra comportandosi con onore. Il 3 agosto 1918 morì in seguito a ferite riportate sul Tonale e venne sepolto a Ponte di Legno, Brescia. Piccole e grandi biografie sbiadite dal tempo e che grazie alla passione di Mauro Sartorelli, che le ha recuperate da una soffitta di Ivrea, oggi sono a disposizione di tutti. Erano lì, anzi gli ho fatto forse un piacere a portarli via, perché alcuni sono addirittura mangiati dai topi, quindi sono documenti messi lì. Pagine che, anche a distanza di anni, sono servite a ricomporre, seppure nel dolore, famiglie intere. Fra i vari giornali ho trovato un soldato di Campocroce di Mogliano Veneto e mi sono permesso di portarglielo a casa. Bene, se portavo una reliquia, se portavo un qualcosa era più grande di loro, i ringraziamenti che mi hanno dato, era come se loro fosse ritornato a casa il loro caro. La guerra e i ministri. Vi ricordo allora, per segnalare i vostri oggetti o i vostri luoghi simbolo, le vostre memorie della Grande Guerra, potete farlo come sempre a treviso@antena3.it per mandare una mail oppure con un sms o un WhatsApp al 340 321 8728. Continuate allora a segnalarci i vostri oggetti, i vostri luoghi. Allora, come abbiamo detto all'inizio, torniamo alla notizia con cui abbiamo aperto il nostro telegiornale, ovvero il fermo del presunto killer responsabile del duplice omicidio di Cison di Valmarino, il 35enne Sergio Papa, che si trova nel carcere di Treviso. Allora, ci ricolleghiamo proprio con Lina Paronetto, che si trova insieme a Lucio Zanato davanti al carcere per gli ultimi aggiornamenti. Lina. Sì, grazie Nicola. Dunque la giornata sta terminando, è buio naturalmente qui fuori dal carcere, c'è stato molto movimento oggi pomeriggio perché il pubblico ministero Romanelli ha voluto sentire e interrogare Sergio Papa. Si chiude questa giornata, dicevamo, ma la prossima settimana si aprirà con altre 2 tappe fondamentali: l'interrogatorio di garanzia da parte del GIP e quindi l'eventuale convalida dell'arresto di Papa, accusato, come dicevi, del duplice omicidio di Rolle. Naturalmente il passaggio, quello della convalida, che servirà a corroborare quello che è il quadro accusatorio raccolto dai carabinieri del nucleo investigativo, anche con l'ausilio, lo ricordiamo, degli specialisti del RIS. Questo avverrà lunedì. Martedì, lo ricordiamo, sono fissate le esequie invece delle 2 vittime, di Loris Nicolasi e della moglie Anna Maria, alle 15 nel parco di Bidasio di Nervesa della Battaglia con rito valdese. Quindi torneremo naturalmente a parlare di questo drammatico caso che oggi ha avuto questa svolta con il fermo di un 35enne di Refrontolo. Dal carcere è tutto, io e il collega Lucio Zanato restituiamo la linea. Grazie davvero a Lina Paronetto e Lucio Zanato per il vostro lavoro. Ci fermiamo noi anche noi qui, allora vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Sarà una domenica in compagnia di una forte perturbazione con piogge diffuse e con rischio di fenomeni localmente anche violenti. Sul Veneto precipitazioni anche moderate su tutti i settori della nostra regione, dove potrebbero verificarsi anche locali nubifragi. Diamo uno sguardo alle temperature. Le minime saranno comprese tra i 6 e gli 8 gradi, valori massimi invece oscillanti tra gli 8 e gli 11 gradi circa. Condizioni di diffuso maltempo anche sul Friuli Venezia Giulia. Come ci mostra la nostra grafica, sarà una giornata caratterizzata dalle piogge, localmente anche di moderata intensità. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, valori massimi invece compresi tra i 9 e i 12 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige.
Piogge diffuse anche in questo caso un po' ovunque, qualche spazio soleggiato sarà possibile sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime invece tra gli 8 e i 10 gradi circa. Bene, questo aggiornamento è giunto al termine. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.